Bernasconi, ed è Letizia Titon che viene accolta da un applauso, del pubblico presente, dominatrice di questa gara. Letizia Titon della categoria Juniores vince la gara davanti, quindi prima junior Letizia Titon, poi vediamo Valentina Bernasconi che è la prima delle senior per quanto riguarda il cross corto. L'applauso anche per lei. Intanto invito alla partenza a fare l'ingresso i concorrenti della categoria allievi. Mi raccomando, l'ingresso dal cancello. Al terzo posto la vediamo entrare ora Ilaria Benetti dell'Insieme New Food Verona, seconda della categoria senior, promesse cross corto. Poi vediamo che si è fatta avanti anche Sonia Marongiu. No, non è Sonia Marongiu, ma è col numero 34, vediamo che è Roberta Tognon, atletica Città di Padova, davanti ad Ilaria Dalmagro, Elisabetta Colbertaldo. Poi col 25 vediamo Licia Dall'Agnola dell'Insieme New Food Verona, Laura Dalla Montà, Vissavano. Poi via via tutte le altre concorrenti. Arriva anche Ilaria Fantoni dell'Assindustria Padova. Intanto vediamo che stanno scalpitando i concorrenti della categoria allievi, partenza prevista per le ore 11, siamo in perfetto orario, perfetta tabella di marcia. Stanno concludendo la loro gara tutte le varie concorrenti. Arriva anche la giovane Eva Serena, il primo anno della categoria Juniores. Tra poco avremo anche in questo caso la classifica ufficiale, almeno per quanto riguarda le prime concorrenti. 69 concorrenti al via nella categoria allievi che dovranno affrontare lo stesso percorso delle concorrenti che li hanno preceduti, quindi 4 km, 2 giri grandi del percorso per gli allievi. Vediamo qualche nome degli iscritti: Alex Lanaro dell'Atletica Vicentina, Giuliano Boschetti dell'Atletica Vicentina, poi Atletica Galliera con Riccardo Tartaggia e Mihai Tofan, Atletica di Marca con Luca Menegazzo, Audace Noale con Francesco Zanzo, Vicentina con Diego Bettio, Riviera del Brenta con Leonardo Mazzanti, Ana Atletica Feltre con Federico Polesana, Vicentina con Michele Scolaro, poi ancora Alessandro Rosolen della Libertas Tonon Vittorio Veneto, Alessandro Masiero del Cus Padova, Mattia Comin Atletica Nevi, Jacopo Facchin Quantin Belluno, Marco Lazzaro Città di Padova, Emanuele Stocco Galliera Veneta, Alessandro Dalla Chiara Atletica San Marco, Andrea Lorenzetto Sporting Club Audace Noale, Sporting Club Noale, chiedo scusa, mentre dell'Audace Noale Mirko Salvalaio, Simone Sacchet del Quantin Belluno, Zegai Camporese Vissabano, Francesco Pellizzon Audace Noale, Matteo Belfiori del Cus Padova, Angelo Suman Atletica di Marca, Luca Scopel dell'Anatletica Feltre, poi la coppia della San Giacomo Banca della Marca Eric Dal Ponte e Simone Bernasconi, poi ancora a Sinusio Rovigo con Ignazio Bovo, Leonardo Ghighi del Runners Venezia Atletica Murano, Dario De Franceschi del Cus Padova, Tommaso Pettenazzo Atletica Città di Padova, Alessio Morini dell'Atletica Vicentina, Michele Dal Grande dell'Atletica Vicentina, Emanuele Piuvelli e Matteo Menegatti del Bentegodi Verona.
Emilio Perco dell'Anatletica Feltre, Michael Lazzarini della Sindustria Rovigo, Alberto Centenaro Milano, Damiano Barattin, Tonon Vittorio Veneto, Andrea Toso e Simone Perin dell'Atletica di Marca, Andrea Minatto della Libertas Milano, Davide Isotton, la Piave 2000, Davide Minighin e Leonardo Feletto dell'Atletica di Marca, Pietro Belloni del CUS Padova, Mohamed Audate del Sporting Club Noale, Nicolò Olivo insieme New Food Verona, Mattia Tormen Dolomiti Belluno, Alessandro Cecchetti Assindustria Rovigo, poi ancora Federico Rubini e Davide Biancucci Città di Padova, Filippo Urbinati della San Marco Venezia, Nicolò Tonicello Mogliano, Riccardo Donè dell'Atletica Jesolo Turismo, Davide Marcon Jager Vittorio Veneto, Edoardo Debin Tonon Vittorio Veneto, Nicola Cecchetto Quantin Belluno da Cenuale. Poi ancora vediamo per la Sindustria Suppiane del Carmudi, la Sindustria Padova, Marco Piazzola dell'Audace Nuale, Matteo Pianta Città di Padova, Marco Francescato San Giacomo Banca della Marco e Riccardo Lira dell'Anatletica Feltre. Questo è l'elenco completo dei concorrenti che stanno per partire. Concorre Emanuele Piubelli, Emilio Perco, attenzione a questo atleta che si sta crescendo stagione dopo stagione. Poi ancora vediamo Andrea Minatto, Riccardo Donè, e poi vedremo nel corso dello svolgimento della gara forse altri nomi, sicuramente si inseriranno altri nomi. Sono già in attesa dietro la linea di partenza gli ordini dello starter Piero Bon. Ed ecco lo sparo, partita la gara della categoria allievi in orario quasi perfetto. Il gruppetto che è guidato da Michele Scolaro dell'Atletica Vicentina, poi c'è anche Marco Lazzaro e Andrea Minatto nel gruppo degli immediati seguitori. Bravissimo Riccardo, ottimo! Hanno iniziato il secondo dei due giri grandi. Ora mi sembra si sia portato il comando Alessio Morini. Dopo li vedremo ritornare almeno il colore della maglia per stabilire chi sono i concorrenti. No, come mano. Sembra avere preso l'iniziativa Emilio Perco, che ha preso un vantaggio di una decina di metri nei confronti di Alessio Morini, che sta guidando l'inseguimento. Poi si è portato in seconda posizione Riccardo Donè. Ciao.